Serie B-Win. Tutti i colori della passione. È la 41esima e penultima giornata del campionato di Serie B-Win. Allo stadio Nereo Rocco la Triestina cerca di rimanere aggrappata con i denti e con le unghie alle ultime speranze di salvezza. Sulla sua strada arriva il Vicenza di Maran, che non vince da 6 turni, non ha più obiettivi stagionali, ma che non vuole sfigurare in quello che è un sentito derby del nord-est. La Triestina deve fare a meno di molti giocatori, tra cui Testini e Marchi. In attacco si affida a Taddei e Godias, mentre in porta c'è Viotti per Colombo. Il Vicenza dà invece spazio a un po' di seconde linee, ma schiera ugualmente in attacco Abbruscato, che cerca reti utili per la classifica marcatori. Arbitra il signor Riccardo Tozzi di Ostia Lido. La partita comincia subito con i padroni di casa che devono fare risultato in attacco. Al 17esimo si gira Godias, ma non riesce ad imprimere potenza. Para Russo. Al 22esimo Longhi viene steso al limite dell'area da parte di Minieri. Protesta anche il capitano del Vicenza Martinelli per questo contatto che effettivamente sembrava non esserci. La punizione la batte Godias, che fa sibilare il pallone di pochissimo alla destra di Russo. Poi al 29esimo c'è sulla destra del Vicenza un cross di Rossi, Sviotti che smanaccia. Poi Morosini ci prova 2 volte, la prima volta è ribattuta la sua conclusione, la seconda invece non inquadra lo specchio della porta. Al 35esimo azione personale di Bariti, che poi entra in area, prova il tiro, in 2 tempi blocca Danilo Russo del Vicenza. Al 40esimo poi Tulli dal limite dell'area prova da i 16 metri, conclusione deviata in angolo. Finisce il primo tempo con questo passaggio di Godias che fa filtrare la palla. Taddei in posizione regolare ma viene infastidito da Longoni, si deve quindi allargare prima del tiro, colpisce il palo, si divora il gol la Triestina con questa azione, con Longoni e Taddei che si infastidiscono tra di loro. Finisce il primo tempo, il secondo comincia col Vicenza in attacco. Dopo solo 3 minuti Abbruscato viene lasciato liberissimo, riceve il pallone, manda al barco Tafava con una finta e di destro batte Viotti per il 18esimo gol stagionale. Lui che ha giocato in tutte e 41 le giornate del campionato. Arriva al terzo posto della classifica cannonieri, dietro Pio Vaccari e Bianchi, e porta in vantaggio il Vicenza. Triestina che diventa la squadra con più reti subite in avvio di ripresa, ben 11 tra il 46esimo minuto e il 60esimo delle partite da lei disputate. La squadra giuliana prova la reazione, ma per 27 minuti non riesce a fare niente. Solo al 72esimo arriva questa punizione Lunardini verso il secondo palo, con una sponda di testa che innesca Godias. Al volo però non riesce a deviare in rete l'attaccante della Triestina. Al 74esimo azione personale di Tulli, che va via ad Antonelli, prova a rientrare sul destro, angola però troppo il suo diagonale spedendola a lato. Al 77esimo c'è questa azione della Triestina con il cross dalla destra di Bariti, uno dei più propositivi della sua squadra. Di testa però Godias non trova il gol. Al 80esimo ancora un cross di Bariti per Godias, ancora di testa, questa volta è Russo a parare la conclusione dell'ex bomber del Mantova. All'86esimo sponda all'indietro per Malagò che prova il tiro al volo, si salva ancora una volta Russo con questa conclusione parata da Russo ancora su Malagò. Poi alla fine Armà, dimenticato da solo in contropiede, prova a superare Viotti, il suo tiro è troppo lento, Cottafava la salva sulla linea. Armà recupera ancora il pallone ma sbaglia di nuovo la conclusione. Finisce comunque 0-1 per il Vicenza, che condanna così la Triestina all'aritmetica retrocessione in Serie B. Per il secondo anno consecutivo gli alabardati falliscono l'obiettivo salvezza, anche se l'anno scorso furono repescati alle cause del fallimento d'Ancona, mentre questa volta invece Giuliano tocca retrocedere in prima divisione in Lega Pro dopo 9 stagioni consecutive in Serie B.